una persona che vive in un territorio deve avere un alloggio con un minimo di agibilità, quindi non vivere su una bidonville, non deve avere dei precedenti penali, soprattutto per reati sul patrimonio e sulla persona, e quel minimo di reddito che possa dargli quel minimo di sussistenza. Un'esigenza dei cittadini, un provvedimento adottato per dare un segnale forte. Motiva così le nuove regole destinate agli stranieri che chiedono la residenza il sindaco del comune di Cittadella Massimo Bitonci. Un'ordinanza al suo primo giorno di applicazione, 8 pagine di regole e riferimenti normativi che fanno notizia, visto che già una cinquantina di sindaci di Lombardia e Veneto la vogliono imitare. È giusto anche per loro che se non hanno di che vivere non ci stiano qui, insomma, non è per essere razzisti. È probabilmente un segno importante per la città che si sta facendo qualcosa, però sicuramente non è abbastanza. Un provvedimento che ha suscitato da più parti anche molte perplessità. Ci saranno degli aggiustamenti, replica Bitonci, di sicuro qualcuno farà ricorso. Tanto per cominciare il Viminale, annuncia il sottosegretario agli interni Ettore Rosato, procederà ad un'attenta verifica della normativa. Terza edizione del Telegiornale del Veneto, buonasera a tutti. Subito la cronaca. A Verona lotta tra la vita e la morte. Alfredo Bettiolo, 66 anni, titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche. L'uomo, colpito alla testa da un colpo d'arma da fuoco, è stato trovato in fin di vita, riverso sul pavimento questa mattina da un cliente. Nulla pare essere stato sottratto dall'agenzia di Bettiolo e dunque le indagini della polizia proseguono per trovare un movente e anche l'autore del possibile tentato omicidio. Bettiolo non sarebbe stato vittima di minacce, gli investigatori indagano dunque sulla sua attività e sulla sua vita privata. E adesso un vasto incendio, come vedremo tra qualche istante dalle immagini che ci ha inviato un cittadino, un telespettatore. Un incendio si è sviluppato al grande caseificio di Asiago in via Baracca. La notizia confermata dai carabinieri, molti danni alle strutture. Sul posto sin dalle 20:30 numerose squadre dei vigili del fuoco, non vi sarebbero per fortuna feriti. Le altre notizie della giornata. A Bassano del Grappa si cancellano le tracce della tragedia, una tragedia terribile, in pieno centro, nell'ora di punta del mattino. Uno studente di 16 anni è morto dopo essere finito con la bicicletta sotto le ruote di una corriera di linea. È successo intorno alle 7:30, in piazzale Trento. Il ragazzo, Michele Giolo, arrivava da Romano Dezzelino, dove abitava con la famiglia, e percorreva Viale delle Fosse, diretto alla sua scuola, il liceo scientifico Jacopo da Ponte. Nella stessa direzione viaggiava una corriera del CTM, il servizio pubblico di Castelfranco Veneto. Per motivi ancora da chiarire, pullman e bicicletta si sono toccati e il ragazzo è caduto a terra, finendo sotto le ruote del mezzo. Michele è morto pressoché all'istante. All'investimento avrebbero assistito numerose persone. Sotto shock l'autista, che ha detto agli agenti della polizia stradale, che stanno indagando sulla disgrazia, di non essersi accorto di niente. La notizia dell'incidente è piombata poco dopo al liceo, dove Michele frequentava la terza E e ha lasciato senza fiato gli insegnanti e i compagni di scuola. Bello! Bello! Impressioni dopo la prima sciata della stagione, anticipata rispetto al consueto, ma il freddo di questi giorni e un po' di neve naturale già arrivata aiutano. Seggiovia delle Cinque Torri a pieno ritmo già da stamattina, è aperta anche la funivia del Faloria. I primi avventurosi già pennellano le discese, le inconfondibili silhouette della conca ampezzana risplendono sotto il sole, con le piste tirate alla perfezione, con l'aiuto della neve artificiale. Per questo primo round ski pass solo giornalieri, 30 euro a Cortina. Gli stagionali saranno in vendita solo il 1° dicembre, debutto ufficiale della stagione. E qui siamo al centro del più grande comprensorio sciistico d'Europa, che va dall'Alto Adige al Friuli. Con il Dolomiti Superski ci sono 1200 km di piste, tutte da godere. Solo sci e niente tavole in vista in questa prima giornata, una convivenza che può essere difficile, ma quest'anno si provvede anche a un programma specifico per la sicurezza. Le buone maniere sono indispensabili anche sulla neve. Bambini giocano nella neve di polistirolo. Alla fiera di Padova è già quasi Natale, fra presepi napoletani e squisitezze campane e non soltanto. Tutto buonissimo. Dei cioccolatini fantastici. E la fiera com'è? Carina. Molto bello tutto, mi è piaciuto. 1000 espositori, monete e francobolli, dischi, fumetti, manifesti, album di figurine. C'è da perdersi per ore a caccia di pezzi rari.
come album di figurine, questo è quello che al momento ho più caro. Quanto viene? Questo viene 700 euro, chiaramente completo. I gruppi rock o beat italiani anni 60 e anche 70, non so, tipo i primi delle Orme, i primi dischi dei Pooh, i gruppi beat. Viaggiamo su che prezzi? Viaggiamo anche sui 1000 euro, 1600, 2000. Antiquariato, fotografia, turismo, giocattoli, libri, sport con dimostrazioni sul campo. Parata di Ferrari davanti al salone dell'auto usata e d'occasione non sono in vendita, del resto i prezzi non sarebbero proprio a buon mercato, quelli dei modellini sono un po' più ragionevoli. Venezia, sgomberati i magazzini del sale alle zattere. I locali già usati dalla Biennale sono al centro di una disputa tra un'associazione di giovani vicini ai centri sociali e l'Accademia di Belle Arti. I vigili urbani sono intervenuti dopo che i giovani erano partiti per Genova per la manifestazione al G8. 10 esemplari di fenicotteri rosa sono stati trovati morti nel comune di Rosolina, in provincia di Rovigo, nella valle Pozzadini. Sarebbero stati fatalmente intossicati dal piombo ingerendo pallini da caccia. Altri uccelli in gravi condizioni sono stati recuperati dalla forestale, 2 sono morti dopo poche ore, altri invece sono ora in terapia. Prima di salutarci, uno sguardo al tempo per domani. Sul Veneto tempo stabile, sul litorale e la pianura al mattino poche nubi con addensamenti più consistenti verso sera. Sulle prealpi nubi e schiarite si alterneranno per l'intera giornata senza fenomeni di rilievo. Sulle Alpi nubi a tratti compatte al primo mattino e in serata con brevi nevicate sul Cadore. Farà freddo alle 23:41, vi auguro buonanotte.